Centinaia di persone marciano in segno di protesta attorno all'area che dovrebbe diventare il più grande parco agrivoltaico d'Italia. 165 ettari di suolo agricolo, cioè 230 campi da calcio, in cui si prevede la posa di 118.000 pannelli alti 4 metri, il tutto a ridosso dell'abitato di Torre di Fine, in comune di Eraclea. Manifestazioni come questa sono sempre più frequenti in Veneto e indirizzate spesso ad un unico mittente, la regione. A Venezia c'è coscienza del problema. Il sostegno morale c'è, sappiamo che in alcune zone, insomma, magari sono anche vicine a delle zone abitate, però è una normativa nazionale, nel senso che i sindaci questo devono capirlo e quindi nel momento in cui producono documentazione all'amministrazione regionale devono farlo indicando quali sono le vere e effettive zone di vincolo. L'obiettivo è rendere più facile e attrattiva la realizzazione di impianti in zone che hanno già subito il consumo del suolo, come ad esempio quelle industriali. Si chiamano zone di accelerazione. Cosa vuol dire? Che sarà più semplice, semplificato quindi, mettere un impianto fotovoltaico, fare un impianto fotovoltaico sopra un capannone o estenderlo sopra una zona di copertura tipo un parcheggio, in tutte quante le zone che sono già zone di carattere industriale. Questo ovviamente dovrebbe elevare la pressione sull'agrivoltaico, perché il tema dell'agrivoltaico è un tema nazionale, cioè normativa nazionale a cui noi non possiamo derogare.